Amici di Bella Sicilia, buona domenica da questo borgo siciliano che oggi ci porta un po' indietro nel tempo perché ci mostra come si faceva la ricotta una volta. Siamo a Geraci Siculo, siamo nelle Madonie e qui si preparano anche le forme di caciocavallo. Intanto fateci sapere da dove ci state guardando. E naturalmente non può mancare anche la musica folk, nostra tradizione che continua qui. Anche i giovani protagonisti di questa giornata qui nel borgo di Geraci Siculo. Salve, ma cosa sta facendo? Vorrei fare una colombina, ci riesco. Questa è una tradizione di Geraci Siculo. Sì. Le forme di caciocavallo. Mandato dai nostri abiti. Allora, salutiamo gli amici che ci stanno collegando in questo momento. Ciao Nellina da Messina, dal Brasile anche. Salve, ma cosa stiamo facendo? Stiamo preparando la ricotta. Stiamo tirando il latticello, inzigioniamo la guanciata per fare la ricotta nella quadrata. Quindi così come si preparava una volta all'antica? Tradizionalmente. Antonino, cosa facciamo? Stiamo spostando il fuoco dalla camera che è la pentola con l'acqua calda che è servita appunto l'acqua calda per trasformare abbiamo separato la parte dura dalla parte liquida dalla leciata, la tuma l'abbiamo separata grazie all'acqua calda e ora stiamo spostando il fuoco nell'acquadare per fare la ricotta. Quindi tra poco ora aggiungiamo l'acqua e facciamo la ricotta. Quindi stiamo separando i liquidi. Il liquido con il sole. Ora andiamo quando si troverà la tuma. Questa volta diventa formaggio poi. E buongiorno, buongiorno! E non può mancare la musica siciliana in occasione della transumanza, della festa della transumanza a Geraci. Intanto i vostri nomi? Leonardo. E suoni la fisarmonica? Fisarmonica, Simone Terme. E suoni il... Riccardo Terme al frescaletto. Ma ce lo mostri? Ci fai capire come è fatto e come funziona? Perché viene realizzato in maniera artigianale. Questi li costruisco io e sono dei frescoletti fatti di canna, la canna comune che troviamo diciamo in tutta la Sicilia, e dopo 2 anni di stagionatura minima si costruiscono e si fanno nelle varie tonalità. Questo è lo strumento principe
della nostra tradizione, della tradizione ed ha millenni di storia, e cerchiamo di portare avanti queste belle tradizioni e insomma, e poi si ottiene questo bellissimo suono soave e forte che rallegra le persone. E oggi state portando l'allegria qui in questa giornata di festa alla transumanza Geraci Siculo. Grazie, ci vediamo allora ancora più tardi. Amici, qui continua la preparazione della ricotta. Allora, salutiamo Maria, salutiamo Marta. Facci sapere da dove ci state guardando, che c'è chi ci segue addirittura dalla Tunisia, dal Brasile. Antonino, Eccoci! allora, stai preparando una forma di caciocavallo. Una forma di caciocavallo. Se mi riesci una colombina. Tu hai partecipato al corso? Sì. L'acqua è calda. 100 gradi. Iniziamo facendo una piccola provolina. Quando hai iniziato la prima volta? 3 mesetti fa, su per giù. E sei riuscito quindi già a fare le forme? Riesco a fare delle forme, certo non sono bellissime, però i maestri sono ottimi. C'è un corso che fate? Abbiamo fatto un corso perché i maestri che appunto lavoravano questa pasta filata erano ormai pochi. Mi sono venuti a mancare altri. E quindi al sindaco è venuta la brillante idea di fare il corso. Antonio è uno dei maestri, insieme al signor Mauro. Si possono realizzare tante forme. Sì, colombine, cavallucci, capallucci. Sì, sì. E qui si continua a preparare la ricotta. Salutiamo Stella, ci salutano dalla Francia. E qui la festa continua nel borgo di Geraci Siculo, uno dei comuni del circuito turistico Bella Sicilia. Fai un po' di spazio. Cosa stiamo facendo adesso? Sempre separare il liquido dal solido. Tra un po' tiriamo la tuma. Ecco, la vediamo già sotto la tuma. Sì, sì. Ecco. Salutiamo anche Antonino da Pettineo. Questo è il siero che ci servirà per la ricotta? A che punto siamo? È quasi pronta? Antonino ha fatto questo. Quindi Antonio. È stato bravo? Insomma, Foto.
Bravo Antonino. E questa qua è la colombina. Bravo, un applauso, facciamo un applauso all'Antonino. Ciao Eleonora, ciao Maria. Sì, il problema non è tanto. No, non siete tanto. Il problema è che quando si vede poco per un paziente nessuno viene. Amici di Bella Sicilia, quindi siamo a Geraci Siculo, dove oggi è il giorno della transumanza. Sindaco, siamo in live su Bella Sicilia, siamo a Geraci Siculo, oggi è giornata di festa. Giornata di festa, la 15ª edizione della festa della transumanza dei pastori di Geraci, un evento che celebra il passaggio delle mandrie dai pascoli di marina ai pascoli di montagna, un evento esistente fin dalla notte dei tempi, a cui noi abbiamo associato un insieme di eventi di promozione culturale, di promozione turistica, di turismo esperienziale, e proprio per questo stiamo facendo la caseificazione tradizionale con i nostri pastori, stiamo realizzando le formine di cacioforma tipiche della nostra produzione pastorale, e quindi stiamo passando una bellissima giornata, un bellissimo fine settimana. Vi invitiamo a seguirci, a venire a trovare, a vedere, a visitare il borgo di Geraci, uno dei borghi anche più belli d'Italia, comune fiorito, fa parte del circuito Bella Sicilia, e quindi per passare un fine settimana diverso, immerso nella cultura ma anche nella natura. Il nostro territorio si estende fino a 1600 metri sul livello del mare, con una ricchezza enorme di biodiversità. Nelle nostre montagne potete anche assistere alla caseificazione tradizionale nei marchetti che sono disseminati nella nostra montagna, potete assistere nel mese di giugno alla tossatura delle pecore, basta collegarsi con il nostro sito internet, con il nostro profilo Facebook, ma anche quello di Bella Sicilia, che dà spesso le notizie degli avvenimenti più importanti del nostro borgo, e quindi vi invitiamo a venirci a visitare. Ecco Sindaco, tra poco ci sarà il passaggio delle mandrie proprio da qui, dal vivaio. Sì, tra poco sarà nel pomeriggio il passaggio delle mandrie, quindi queste mandrie, mucche, capre, pecore che dai pascoli di marina si sposteranno nei pascoli di montagna. Questo scampanio di campani, questi suoni, questi rumori, insomma, che ci fanno vedere quella che è proprio l'identità del borgo. Bene, grazie Sindaco. Allora noi andiamo a vedere la preparazione della ricotta, intanto voi continuate a scrivere nei commenti da dove ci state guardando. C'è chi ci saluta dalla Serbia. Dai, che bello, oggi una giornata tutti insieme. All'insegna delle tradizioni. Andiamo a vedere. E questa è la tuma? Dormi è caldo, non lo toccare. Io posso stare vicino. Sapevi che prima o poi rientravi, non avevi ancora. Attento a non scottarti. Allora Antonino, la festa continua a Geraci Siculo, nelle Madonie, in provincia di Palermo. Se siete in zona veniteci a trovare, perché nel pomeriggio ci sarà il passaggio delle mandrie per la transumanza. Altrimenti seguiteci su Bella Sicilia Onda TV, vi racconteremo ancora questo evento. E Sam ci saluta anche dall'Australia. Un abbraccio forte, vi portiamo alla nostra bella Sicilia, lontano lontano.